Yes! La prima carpa Sì. dopo la frega. Sì. Sì. Eccoci qua, signori. Finalmente un bel bottino. Finalmente un bel bottino. Una super carpa caduta su una singola all'ananas in mezzo alle legnaie. Prima mattina, prima carpa. Ho montato 80 cm di Ledcore di Fox perché qualche giorno fa, facendo una sessione di prova, ho perso una carpa in mezzo alla legnaia perché col nylon chiaramente si è rotto subito. Appena la carpa è entrata, il nylon ha toccato solamente un ramo e si è strappato subito. Quindi ho deciso di venire attrezzato con del Ledcore. Mi bastano quegli 80 cm finali da togliere la carpa appena entra dentro la legnaia. Adesso ho controllato il Ledcore e qua sopra il piombo è sfibrato. Il piombo l'ho perso, quindi vuol dire che sicuramente avevo integrato da qualche parte e sentivo nella ferrata durante il combattimento che si è integrata in qualche legnaia qua sotto riva, perché con la corrente è riuscita a spingersi giù ed è riuscita a entrare in qualche legnaia, ma per fortuna sono riuscito a liberarla subito col Ledcore. Il mitico blowout con una singola ha funzionato. Adesso vado a rifare il rig perché l'amo non è più appuntito come prima. Rimetto il piombo, riclippiamo la canna e lanciamo. Luca stamattina ha avuto una prima partenza, ma purtroppo non siamo riusciti a portare la guidina perché si è intrigata nelle legnaie sotto riva e il nylon non ha retto alla pressione.
Ragazzi, ci siamo, partenzone per Andrea. Corriamo, corriamo, che siamo distanti l'uno dall'altro. Ragazzi, è stata una cosa incredibile. Oggi non vogliono entrare nel guadino. Questa qui è la settima carpa persa, o slamata o rotto o intrigato. Per adesso 8 partenze, ne abbiamo portata a guadino solo una. Avevamo decisamente sottovalutato questo posto. E niente, dai. Ci riproviamo ancora più convinti e speriamo di vederci presto con una bella carpa nel materassino. Subito appena arrivati abbiamo avuto subito delle partenze e siamo riusciti ad avere delle partenze frequenti, ma purtroppo il posto ancora non lo conosciamo bene, è pieno di ostacoli, non solo in superficie ma anche dentro l'acqua, e non abbiamo ancora sdiperato, abbiamo solo plambato e quindi non riusciamo ancora a localizzare bene gli ostacoli. Perciò ne abbiamo perse parecchie, ragazzi, parecchie. Ma questa è stata la prima sessione ufficiale, quindi una bella sessione di prova e siamo super soddisfatti perché i pesci ci sono, abbiamo avuto numerose partenze ma purtroppo meno a guadino. Per via degli ostacoli abbiamo deciso di optare per dei terminali e degli shock leader abbastanza robusti. Io ho usato del Ledcore, 1 metro di Ledcore, ma comunque avere 50 metri di nylon fuori con la corrente e l'ultimo metro di treccia o Ledcore, non riesco comunque a tirare bene il pesce dove voglio io. Mi serve più reattività col terminale, devo capire subito cosa sta succedendo e riuscire a tirarla subito fuori dagli ostacoli. Quindi il nylon in questi casi si svantaggia un po', ma comunque ce la siamo cavati benissimo. control. Your light is gone, all of the darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated.
softest conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Una bellissima carpa di fiume, ragazzi. Sudatissima. Per la notte voglio stare lontano dagli ostacoli, per questo ho lanciato un po' più verso il centro fiume. Ha iniziato a piovere da circa 5 minuti ed è partita subito. Chissà, forse la pioggia le ha svegliate, quindi diamoci una mossa e forse riusciamo a prendere subito un'altra. Eccola! Ci siamo, dai! Ci siamo ragazzi, finalmente anche per me è un piccolo pesce arrivato a quadino. Dopo tante slamate ho capito un po' il setting, adesso con calma provo a farvelo vedere. Mi sono intrigate le pinne, sta ancora piovendo, però ho voluto scendere giù nell'acqua per fare questo piccolo scatto. Grande, caduto su. Vai. Caduto sulle palline al mais di casa Starbite e anche sotto la pioggia la partenza c'è. Finalmente. Andiamo a rilascio, andiamo subito a riparo. Un attimo, sono subito da lei. Ragazzi, c'è una tempesta in corso. C'è una tempesta, cazzo. Vai, vai. Ciao ragazzi, c'è il diluvio. Una Monster Car. Ragazzi, una cosa incredibile. Ci stiamo prendendo la tempesta, letteralmente. Siamo qua con l'ombrellone e un bel pescione, direi. Non so quanti di voi è capitato, ma non ci siamo organizzati per il maltempo. Un bel pesce, signori del mente. Non eravamo organizzati per il brutto tempo e siamo messi così. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua ragazzi, un'altra bellissima regina sotto la pioggia, sotto il diluvio, condizioni di pesca estreme.
carpa lunghissima. Andiamo a rilasciarla, perché sta pioggia qua è molto difficile andare in pesca. Why'd you come? You knew you should have stayed. I tried to warn you just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us. Why'd you come? Lo dico a bassa voce, sembra aver smesso di piovere, sembra. Speriamo. Abbiamo preso una carpa circa un'oretta fa, solo che ragazzi veniva giù il diluvio proprio, il diluvio. E adesso che la tempesta è passata e che stanno cadendo poche gocce, siamo venuti a farvi vedere questo bellissimo pesce. Intanto ragazzi, pollice in su per la mitica Carp Sack della Decathlon, un ottimo acquisto. C'ha pure i galleggianti rossi, ben visibili. Vediamo ragazzi se riusciamo a farvelo vedere o se ci scappa prima. È che qua sotto io e Andrea abbiamo fatto una specie di piattaforma con i sassi, quindi preferisco fare un passo indietro. Un'ultima foto di rito e poi lo rilasciamo su. Un bel pesce. Ragazzi, un'altra partenza, appena slamata. Niente. Ragazzi, non ci sta accendendo. 20 minuti, mezz'oretta dal rilascio dell'altra carpa. E niente, c'è poco da dire. È partita. Ha fatto un salto e si è slamata. Vabbè, speriamo che ne arrivi un'altra presto, insomma. Appena ha smesso di piovere c'è subito stato movimento e vediamo, dai, speriamo bene. All my friends are heathens, think it's My friends are heathens, take it slow. Un altro bel pesce. Ci siamo, sono le 8 della mattina. Continuiamo così, continuiamo così. Into the night.
Bene ragazzi, continua ancora a diluviare senza sosta, aumenta sempre di più. Ragazzi, come vi dicevo, questi 2 giorni sono stati abbastanza movimentati, dovuti anche al maltempo. Abbiamo dovuto minimizzare sin da subito l'attrezzatura e a volte può giocare anche a svantaggio, perché in questo posto qua abbiamo comunque la macchina lontano, Cioè, è stressante, quindi andare avanti e indietro porta tempo, complica, imprevisti. sì, complica decisamente la situazione. Però come prima sessione ce la siamo comunque cavata. Abbiamo 2 hotspot diversi, io e Andrea, di conseguenza in mezzo al bosco così abbiamo dovuto optare per 2 stradine e sarebbero quasi stati meglio 2 accampamenti, tanto che questa mattina verso le 7:30 mi sono andato a mettere col lettino davanti al mio pod perché La tenda era troppo lontano, cioè sì, 25, Esatto. circa 20-25 metri. lontano è relativo, perché stiamo pescando da davanti degli ostacoli e quindi è lontano già 20-25 metri. Ragazzi, una cosa che ovviamente consiglio è non fate il mio stesso errore. Se pescate vicino agli ostacoli dovete stare vicino alle canne. È assolutamente essenziale, non potete staccarvi dalle canne. Che sia io e sia Luca ne abbiamo perse così. Non abbiamo ripreso quasi niente, si può dire, perché comunque è dovuto anche alla La pioggia. pioggia, tantissima pioggia. Alle corse, ci siamo soffermati appunto alla sessione più che al video. Ma sicuramente alla prossima sessione saremo più concentrati anche per voi. Vi mostreremo meglio il tutto, È stata decisamente una sessione difficile molto. e come vi dicevo non abbiamo ripreso quasi niente perché comunque abbiamo fatto qualcosa come 20 partenze tra me e Andrea. Cioè, La sfortuna è stata che solo 5 sono arrivate a Guadino, di cui Sì. una piccola in un orario quasi indecente e non l'abbiamo filmata. Però questo ci sprona comunque ancora di più per le prossime sessioni e per darvi immagini ancora più belle. Adesso siamo al centro del boschetto, in un punto dove la pioggia si sente meno, e sta diluviando ancora, ragazzi. sta comunque piovendo Cioè, di brutto. da ieri sera, ieri pomeriggio, ieri tarda sera, sì. Poi alcune immagini ve le abbiamo riportate perché, cioè, sapete, Ci saranno delle immagini bellissime, tra l'altro, stra extreme. sì, siamo qua per pescare, ma siamo qua anche per portarvi immagini a voi, quindi Sì, non si sa cosa è venuto fuori sotto quella pioggia. sicuramente qualcosa c'è, Esatto. bisognava riportarvi appunto la sessione impegnativa che è stata. La situazione è diventata impegnativa, decisamente impegnativa a causa anche del maltempo. Pioveva, c'era 2 ore di sole, 2 ore di nuvolo, pioveva, 2 ore di sole, adesso ovviamente sta piovendo. Un bellissimo posto, ci ha regalato bellissime partenze, peccato poche catture, però fa parte del gioco. Sicuramente è un posto duro, difficile e la prossima volta vinceremo noi. Dobbiamo solo attrezzarci un po' di più, dai. Che ci ha colto un po' di sorpresa.
Anche se abbiamo avuto poche catture, ma le partenze ci sono state, quindi se eravamo preparati, tutte quelle partenze le portavamo a Guadino. Era una strage. Era una strage, questo vuol dire che sicuramente, forse non la prossima, ma la prossima ancora, tutte quelle partenze le porteremo a Guadino davvero. Cioè non più partenze, dato che oggi è stata la prima sessione, quindi di norma più sessione fai in un posto, più inizi a conoscerlo e magari riesci a fare anche più partenze e più pesci. Quindi super soddisfatti, dai, Sì. posto Team FS, Prima posta. primo posto personale aperto da noi, direi che ci abbiamo preso, dai. Le sponde sono un casino, perché erano 3 metri di sponda ripida, così. Piena di erbacce. Quindi abbiamo dovuto scavare un po', almeno per riuscire a fare le sessioni in questi giorni. Poi man mano, dato che abbiamo visto numerose partenze, allora sicuramente adesso ci metteremo a fare delle belle piattaforme, una bella posta comoda. La bella zattera. Una bella isoletta, perché così è davvero extreme, perché appunto si mette a piovere, se la marea viene su, tante cose che inizia a essere davvero pesa, inizia a essere estrema la situazione. Già la pesca, già la corrente e gli ostacoli già rendono la pescata estrema. In più dobbiamo avere un po' di vantaggio almeno nella sponda. Quindi sicuramente vi mostreremo anche una bella sponda nei prossimi video fatto da Team FS. Sicuramente un ottimo lavoro, prossimamente. Sì, col corso, come dice Andrea, stavamo fermi con dei 200, 220, 230, con la bassa marea e con il fiume totalmente basso, anche con dei 160. Però con dei 200 uno va tranquillo, 220, 220, sì. e uno è sicuro di stare in pesca. Continua a piovere. Bene, adesso è giunta l'ora di andare a farci una bella doccia a casa con l'acqua calda e non E qua non sotto la pioggia. sotto la pioggia. Dopo 2 giorni di pioggia praticamente. 2 giorni di e temporale. Circa 6 ore di sole. 7 forse. 3-4 ore quando siamo arrivati, 3-4 ore stamattina. Basta. Tutto il resto gran pioggia. La pioggia aumenta, ragazzi. Dobbiamo lasciarvi Noi vi salutiamo. Vi diamo appuntamento al prossimo video. questa volta, dico, in questo spot con nuove esche e nuove carpe. Esatto. Ciao ragazzi.